Ho dovuto riguardarmi la gara il giorno dopo della diretta perché non è stata proprio una bellissima gara. Ma adesso vi spiego tutto. Signore e signori, benvenuti nel post GP di Praga, quarto round di campionato. Ora, prima di andare avanti con il video, voglio dire giusto un paio di cosine, le dico già adesso così ci togliamo il pensiero e non ne parliamo più dopo. Sono usciti pochi video nell'ultimo periodo, lo so, me ne rendo conto, non è stata la costanza il mio forte in questo mese, però maggio purtroppo è stato un mese molto difficile, tra vari impegni e purtroppo anche una settimana di febbre. Non sono stato in grado di avere il tempo e le forze per mettermi davanti alla telecamera a registrare. Tra i vari impegni ci sono anche il fatto di andare in pista a registrare, quindi comunque ero occupato a registrare nuovi contenuti. Poi c'è stata anche la qualificazione del mondiale che sono andato a vedere e a filmare, anzi saluto chi mi ha fermato il giorno della gara per fare due chiacchiere, è stato divertente e sono molto contento di questo. E come ho già detto negli altri video, se mi beccate per strada e mi fermate per fare due chiacchiere, io sono stracontento, anzi le faccio molto volentieri, non è che ve le nego le chiacchiere. Ecco, però sì, il mese di maggio non è andato proprio benissimo per me, ripeto, tra vari impegni e purtroppo la settimana di febbre io ho cercato di organizzarmi con le cose, con gli impegni, ma non sono riuscito a starci dietro e comunque ad esempio durante la settimana di febbre io dovevo registrare il video per il prossimo pilota, che non vi spoilerò, e doveva uscire questa settimana qua, ma non ce l'ho fatta. E come vedete il post GP del Gran Premio non esce il martedì, ma esce purtroppo il giovedì perché non ho avuto tempo per mettermi a registrare il video, tralasciando il fatto che comunque ho dovuto riguardare la gara come dicevo nell'intro. Quindi per quanto io mi impegno non posso far miracoli, la voce mi è tornata ieri praticamente e a fare i video sono da solo, piano, io intendo quelli in casa. Quando sono fuori in pista o che sono in giro c'è sempre il mio amico Gianfranco che mi dà una mano, però dopo le registrazioni sono da solo che ci lavoro, quindi non ho una mano da parte di qualcuno, anzi se qualcuno gli va di darmi una mano, sa montare i video e ha del tempo libero per darmi una mano a mettersi lì a montare i video, ben venga, che mi contatti pure. Se conoscete qualcuno che mi può dare una mano, a me fa piacere. Ma finite le premesse, andiamo direttamente a vedere quello che è stato il GP di Praga. Quindi partiamo con il riassunto. Ahimè, duole dirlo, ma purtroppo la notizia è arrivata la mattina del giorno della gara. Durante la gara di campionato britannico, Jason Doyle cade durante una batteria, si fa male e va all'ospedale. Insieme ai medici viene fuori che in teoria dovrebbe riuscire a essere presente anche al Gran Premio di Praga, però purtroppo la mattina del giorno del Gran Premio viene annunciato che Doyle ha avuto un infortunio più grosso di quello che si aspettavano tutti quanti, compreso Doyle, e di conseguenza deve star fermo dai 4 ai 6 mesi, quindi purtroppo per lui il campionato mondiale sembrerebbe essere giunto al termine, cioè nel senso non correrà più per vincere il mondiale, ma magari l'ultima tappa se la fa. Noi non possiamo far altro che augurargli un buon recupero a Doyle e sperando che ritorni presto, perché purtroppo quest'anno però è partito benissimo lui nel campionato mondiale. È stato un peccato aver visto che si è fatto male e aver saputo dopo che non poteva partecipare al Gran Premio per così tanto tempo soprattutto. Quindi Doyle, infortunato, verrà sostituito da Max Frick, pilota australiano che è già stato presente nel mondiale, ha partecipato addirittura alla qualificazione al tempo, qua lo nego, mi pare nel 2018 se non ricordo male, ma sicuramente ve lo ricorderete, e se non ve lo ricorderete ve lo farò ricordare io chi è Max Frick proprio in questo video. Va bene, ma dopo l'annuncio di Doyle andiamo direttamente alle qualifiche, giusto? Tecnicamente sì, le qualifiche erano alle 3, ma a mezzogiorno è stato annunciato che non si svolgeranno le qualifiche per maltempo. Infatti veniva giù un'acqua, non so neanche da dove arrivasse tutta quell'acqua lì, e purtroppo la pista era impraticabile, e quindi come si fa? Cioè vabbè, prepararsi magari la moto, i meccanici, i piloti più o meno sanno anche senza fare le prove come prepararsela la moto, giustamente, no? Però la race card, dove i piloti vanno a scegliere la propria posizione in base anche ai tempi di qualifica,
Come la facciamo? Semplice, si farà a sorteggio ed è proprio il nostro italianissimo Armando Castagna che svolgerà l'estrazione per i piloti della race card. Quindi qualifiche fatte e si va in gara. E siccome ho visto che vi è piaciuto il format dell'altra volta dove ho fatto la sintesi della batteria e vi ho fatto vedere l'intera batteria, ho deciso che si continuerà in questa maniera. Si parte con la prima batteria, i piloti sono pronti, sono carichi, va tutto bene, è tutto pronto, inizia la gara. Mi piacerebbe dirvelo così, però non è andata proprio così. Infatti alla prima batteria a 2 dei 4 piloti non parte la moto e quindi viene subito portata dentro la moto di riserva, anche perché giustamente entro i 2 minuti devi essere pronto al nastro di partenza. Partono e vanno tutti al nastro di partenza, salgono i motori, luce verde, non scatta il nastro, problemi tecnici, quindi loro tengono aperto anche il gas per un botto di tempo ma il nastro non scatta, sistemano al volo il nastro e dopo la batteria può partire. Alla prima curva Kvyat cade e purtroppo si rialza ma non è andata proprio benissimo. Indeed, we have a dry track, a little bit loose on top, might be a little bit marbly. Jankovic's got a problem straight away. Drama for Jankovic. Spare bike is there, is it? Yes, it is. Good work from the mechanic. Needed that bit of panic stations there for Jan, not ideal. No, still got to put his lanyard on, but I'm sure he'll find time at the start line to do that. Hopefully he doesn't forget, because Similar scenario for Wozniak yeah, as well. No practice, of course. Yeah, that's what I was about to say. Without the qualification and practice, these guys are just... Tonight we're starting a few moments early. The green light is coming on now. Or is it? They do. No, there's some a water problem got somewhere. Craig Ackroyd is our referee. Red light is going to come on. No. Drama here on the start line. Going to be a delay. Got to be. Bewley's pulling away. And a touch of frustration there. We were keen to get on with the action here with the threat of rain coming in later this evening. As I said before, Craig Ackroyd from the UK is our referee for this evening. He must feel that he's got it back under control now. So, second time. Let's hope that the green light does come on. Here we go, Start Marshall walks away. He's happy. And the tapes are up. It's worked a treat, and Leon Madsen makes full advantage of that inside. He's powering away. Oh, Kvek's gone down. Kvek's gone down. Unusual accident for him coming out of the second turn. Yeah, nearly ran into the back of Wozniak, I think, just caught him out. The race is continuing with Kvek has got up on his bike. It's all spread out. I thought for a moment Bewley was going to stop there, but nonetheless, it's a fabulous opportunity for Madsen. Madsen's away here. Simon Wozniak has come through into second place. And as we suspected, Chris, Leon Madsen away sharpish from the tapes and looks pretty comfortable out in front. Yeah, he had the inside gate. Traditionally here, gates 1 and 2 are the better gates by far, so he would have wanted to have taken full advantage of that, which he did. The track does look very dry, as we suggested it would do, and yeah, Madsen, look, we know he can make the bike work. He's got such good straight line speed, and that is important here at Marquetta. Fairly long straight, so unfortunate for Dan Bewley, because he did actually get out of the throttle when Jankovic went down there. Madsen wins comfortably in heat number 1. Passiamo ora alla batteria numero 3. Scende in pista per la prima volta dopo l'anno scorso e un periodo di fermo dal mondiale Max Frick, come vi ho detto prima, in sostituzione di Jason Doyle, e dimostra subito che non si è scordato come si corre a mondiale. Infatti al debutto del 2024 vince la prima batteria. Sia chiaro, non è stato fermo completamente, ha corso il campionato britannico e ha corso da altre parti, ma dal mondiale era fermo. Il pilota inglese Lambert prova a passarlo, ma non c'è verso, resta dietro e arriva secondo. Tapes are up. Cabrera on the inside, can he get there? But it's Frick. Frick comes across from the outside, neck and neck down the back straight. Here comes also Lambert into second place with Cabrera there, just beaten up as he comes off turn 2. What a return to Grand Prix for Max Frick. Max Frick is loving it out there. He on a good track, you know, Max can make so much speed. He's very fluid on the bike. He's great to watch. He's having a great season in Poland. He's being chased down right now by Robert Lambert in second place, but Robert there, see the right foot out of the footrest, looking for every little bit of traction. As you said earlier, this dry surface is marbly. Can easily make a mistake on it when you back the bike in, but Lambert showing plenty of speed behind Frick. Yeah, Lambert's looking very threatening indeed, working hard in second place. Tell you what, Max Frick's under pressure. Here comes Lambert. No, not quite. Frick's had to slam the door shut there, riding a touch defensively down the back straight for the final time. Lingman's out the back with Cabrera in third place, but the Australian out in front.
back in the Grand Prix, back in the big time. Ecco perché vi dicevo che la gara ho dovuto rivedermela, perché non ero sicuro. Non è stata proprio una bellissima gara quella di Praga, infatti dalla batteria 3 passiamo alla batteria 13, cioè c'è un salto di 10 batterie praticamente. Però questa è la prima batteria infuocata, infatti subito dopo la partenza sportellate a manetta fino all'ultima curva. We go, and what a start from Frick, tight into the first corner, Holder's giving him a shove and he's gone wide, it's worked a treat, here comes Frick again, oh Frick's it's a miracle to get back round the out of Jack Holder. Oh, that is very impressive indeed from Max Frick. Smarslik's not out of it. Look at him diving to the inside. Yeah, he's totally not out of it. Oh, that's a big move on the inside there. Nearly takes Jack Holder out. But I tell you what, the Australian team riding on that first lap has kept Smarslik at bay. Look at that. Jack Holder almost running into the back wheel of Max Frick. But Max worked overtime on the first lap to get himself in front. What an opening lap of Speedway it was between the two Australians, and throw the world champion in there for good measure, who very nearly came a cropper there as they entered lap number 2. We're into the final lap now. Max Frick on his return to the Grand Prix. This is dreamland stuff for Max Frick. Really is an impressive performance indeed. Holder coming on strong. Can he get round the outside on the run to the line? Frick's got it covered. Brilliant stuff from the Australians out in front. E dalla batteria 13 si vola alla batteria 19. Ogni giro era tirato al limite e io ero lì incollato a guardare una batteria e continuavo a pensare, eccolo che lo passa, alla prossima curva, dai che ci sei. Semifinale numero 1, non ve la faccio vedere intera perché di per sé la batteria non è stata una bella batteria. Vi faccio vedere quello che è successo prima, perché allo starter Lebedev viene eliminato per falsa partenza, ma se guardate bene Lambert si muove leggermente prima, infatti alla ripetizione della batteria lui avrà un warning e quindi dopo c'è stata una batteria 3. Untidy on the start there. I think Lambert maybe moved the first one, but then disaster for Lebedev. He's gone straight in. I think. Sure? Are you sure? Yeah. Tell you what, Martin does touch them though. Well, maybe he does. He does touch them. Yeah. Mentre la finale è una finale a sorpresa, non sto neanche qua a commentarvela, guardatevela, gustatevela. Final time in the Marchetta. Tapes up, we're away. Martin Vasilik's made a smashing start. Yes, he's got there. But Bartosz Smarslik's in traffic. He's trying to get up the inside. It's time. Oh, he's got himself into second place. He had to hustle that. Kubera didn't want to get out of the way, but Bartosz Smarslik was desperate to get there. But Martin Vasilik, can he make it a hat-trick? He's riding superbly. He certainly deserves it. Lindgren now putting Smarslik under pressure. We've said all night, Smarslik not really fast on the bike tonight, but I'll tell you what, Martin Vasilik looking every bit the winner there. Bike working for Smarslik, just doesn't have the pace that Martin Vasilik's got out front. Freddie Lindgren looking very threatening, coming round the outside of Bartosz Smarslik. Oh, he's done him down the back straight. What a moment for Freddie Lindgren. As you rightly say, Smarslik hasn't got the speed. He's relegated back to third place, but out in front. This is going to be extra special now. Martin Vasilik, oh, it's tied for second and third. But Martin Vasilik, through the final corner, a hat-trick of wins in the Marchetta.
He's gonna be... Passiamo ora ai top 3 e i flop 3. Come primo top metto Max Frick. Signori, Max Frick, nonostante sia fermo dal mondiale e sta gareggiando solo nei vari campionati, ha dimostrato di essere un bravo pilota, di essere un signor pilota. Cioè, per essere stato fermo dall'anno scorso al mondiale ed essere entrato al quarto round, presentarsi, non fare neanche le qualifiche perché purtroppo per il maltempo non sono state fatte le qualifiche, e mi arrivi addirittura in semifinale. Vabbè, peccato dopo per la semifinale che ti è andata male, però alla semifinale, cavolo, c'è arrivato, quindi è per quello che io lo metto tra i top, perché è fermo da un po' per il mondiale, ma ha fatto una signora gara e adesso voglio vedere come andrà avanti, visto che sostituirà Doyle per tutto il mondiale. Secondo top metto lui, finalmente, Lindgren. Piano, non lo metto top perché è stato bravo, cioè ok, sì, è arrivato secondo, però gli metto il top perché glielo metto di incoraggiamento, cioè è come se si fosse svegliato finalmente e quindi io lo voglio incoraggiare. E come terzo top metto il mondiale, cioè letteralmente il campionato del mondo che stiamo vedendo e che stiamo commentando, perché 4 round, 4 vincitori diversi. Sinceramente non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che è successa una cosa del genere, però ci stanno regalando delle belle emozioni, nonostante anche l'ultima gara non sia stata proprio eccezionale da vedere, però ci stanno regalando delle belle emozioni. Cioè io mi immagino, provate anche voi a immaginarvelo, se il campionato di Formula 1 avesse 4 gare e 4 vincitori diverse, quanto bello sarebbe. Eppure però non succede, la maggior parte delle volte vince Max Verstappen. So che non c'entra niente questo con lo speedway, ma è per farvi un paragone, cioè questo è un mondiale, 4 round, 4 vincitori diversi, facile che il prossimo round abbia un altro vincitore, un altro ancora diverso. Ed è questo il bello dello speedway, questo è il bello del mondiale. Ma l'anno scorso il mondiale non era così, l'anno scorso vinceva la maggior parte delle volte Smarlik e invece quest'anno è partito di botto così, 4 gare, 4 vincitori diversi. Passiamo ora ai flop della serata e il primo flop lo do alla regia. Io non so di preciso cosa è successo, ma a un certo punto, mi sembra dalla 15ª batteria, sono spariti. Non si sa, sono andati a bere un caffè, hanno avuto problemi con i microfoni, hanno per sbaglio premuto il bottone, io non so di preciso cosa sia successo, ma dalla 15ª batteria fino alla semifinale numero 1 non si sono più sentiti i commentatori, quindi non so, secondo me sono andati a bersi un caffè, o è più fattibile il fatto che abbiano premuto un bottone sul mixer e non si è più sentito il microfono e non se ne sono accorti. Non so a quale delle due credere. Secondo flop della serata lo do a Smarlik, ma glielo do per il meme, perché poverino, lui, signori, Smarlik è un pilota che con una vittoria segna un nuovo record come pilota con più vittorie in carriera. Gliene basta una. Da inizio del campionato mondiale gli basta una vittoria per entrare nel record dei piloti che hanno vinto più gare nel mondiale. Ed è da inizio anno che non riesce a vincere una gara. Io gli metto il flop solo per questo, cioè per il meme, perché è strano il fatto che non riesca a vincere. Veramente gliene basta una per entrare nel record, ma non riesce a farla. E terzo flop della serata metto il meteo. Purtroppo non puoi fare niente contro il meteo, però ha rovinato parecchio, secondo me, la gara di questo weekend qua, anche perché Praga è una bellissima pista e i piloti lì girano molto bene, quindi purtroppo aver visto che hanno cancellato le qualifiche, non hanno fatto pratica, non si sono preparati e sono stati presi e buttati così dentro l'arena, purtroppo sì, il meteo ha rovinato tanto l'atmosfera sia di Praga che del GP. Bene, e abbiamo finito anche i top e i flop. Adesso si vola a Manila in Svezia. Infatti la gara di Manila sarà il 15 giugno. Occhio, perché il 15 giugno che ci sarà la gara c'è anche la gara di campionato italiano e anche il video di GP di Manila potrebbe uscire in ritardo. Questo perché, essendo il 15 giugno la gara di Manila e giustamente facendolo allo stesso orario di tutte le altre, quindi alle 19, purtroppo non lo vedrò in diretta, lo vedrò la replica il giorno dopo, perché sarò in pista qua a Lonigo per il quarto round di campionato italiano, che giustamente andrò a riprendere. Bene signori, anche questo video è giunto al termine. Spero che il video vi sia piaciuto, vi aspetto qui sotto nei commenti e ci rivediamo nel prossimo video. Ma quanto bianco ero!